Ce ne dobbiamo andare. Ce ne andiamo adesso? Giuli! La mia topino. Allora, com'è nata Africa Sarda Studio? Così. Africa Sarda Studio! Africa Sarda Studio l'ho ribattezzata la mia più sensata follia. La cosa sensata è quella di voler costruire una scuola di musica e uno studio di registrazione in un ghetto africano. Africa! La follia è quella di aver pensato almeno una volta di non potercela fare. Sono arrivata in Zambia 2 anni fa, sono stata invitata a cantare per la 15ª settimana della lingua italiana nel mondo. Ho conosciuto loro, i ragazzi di Bauleni. Loro sono parte degli African Boys Band. Gli African Boys Band sono una band di giovani e giovanissimi nata nei cortili del ghetto. Il loro sogno, il mio, quello di vivere di musica. Insieme ai ragazzi ho conosciuto Diego Cassinelli e Berta Tembo, rispettivamente il direttore e la presidentessa dell'associazione zambiana In e Out of the Ghetto che opera all'interno del compound, e da allora non ho fatto altro che pensare a come poter realizzare questo sogno. Africa Sarda nasce anche dall'esigenza di unire le due parti di me, quella sarda e quella africana. Può sembrare strano, ma la Sardegna è più vicina all'Africa che all'Italia e forse per questo mi sono sentita subito a casa a Bauleni. Io ho sempre trovato un grande aiuto nella musica, un porto sicuro. E credo potrebbe essere lo stesso anche per questi ragazzi. Una scuola di musica, uno studio di registrazione all'interno del ghetto di Bauleni significherebbe permettere a questi ragazzi di studiare, esercitarsi, incidere autonomamente la propria musica e portarla fuori dal ghetto, con l'organizzazione di una serie di concerti che gli permetterebbe poi di guadagnare dei soldi da reinvestire nel ghetto. In questo modo i ragazzi sarebbero i protagonisti attivi dello sviluppo della comunità in cui vivono, lontano da una realtà che noi tutti immaginiamo, fatta di tossicodipendenza, analfabetismo, prostituzione, alcolismo e quant'altro. È partita la campagna in raccolta fondi su Music Raiser per Africa Sarda Studio. Dal 15 dicembre è attiva una campagna di raccolta fondi per realizzare questo sogno. Ma io ho voluto toccare con mano la realtà del compound e ho trascorso il mio Natale nel ghetto di Bauleni insieme ai ragazzi. Insieme a Diego Cassinelli dell'associazione In e Out of the Ghetto, allo Steve Biko Social Center e insieme a Berta Tembo.
Okay, we are here at Still Biko Social Center. My name is Betha Tembo. I'm the chairperson of In and Out of the Ghetto. In and Out of the Ghetto, it's all about youth empowerment and development of the community. Okay, we came about with this idea together with Diego to give a good help to our community. Since we noticed that Bauleng, it's a very nice place. It is a place where we've got people with full of energy and it's full of beauty. So we thought of coming in with different projects in order to help our community to grow big and to add beauty in our community. Just behind my back here, we've got a lot of kids doing some activities. This is all about In and Out of the Ghetto. And not only that, we've got a lot of projects that they are helping our NGO to grow big. Why we decided to come up with this project inside our community, it's because we have the passion for our community. Thank you so much. Ed ecco com'è nata In and Out of the Ghetto. Nata nel 2012, giugno 2012, perché nasce da un'esigenza di vivere dove vive la gente. Ero venuto nel 2009, al che mi sono innamorato di questo compound, vivevo 400, 500, 600 metri fuori e dopo 2 anni sono ritornato a vivere dentro un gran desiderio di vivere all'interno del compound. Avevo già conosciuto la presidentessa dell'associazione, che è Berta, e da lì praticamente abbiamo fondato questa associazione 2012. Abbiamo iniziato per fare qualcosa di diverso all'interno del compound. In and Out of the Ghetto perché abbiamo deciso di vivere dentro il compound e tutte le attività vengono fatte nel compound, e out perché non perché vogliamo far svuotare il compound e farli vivere fuori, no, ma è proprio un out of the ghetto mentality, fuori dalla mentalità del ghetto, che questa è la cosa. Prima di essere un luogo fisico, il ghetto è una forma mentis, è un modo di pensare, e quindi da lì è andato the ghetto. Adesso a distanza di 5 anni abbiamo già fatto un po' di cosine. Prima non avevamo neanche una stanza dove stare, avevamo un piccolo ufficetto che affittavamo, dopo siamo allargati con un'altra piccola stanzetta vicino dove facevamo inglese per le donne, dei laboratori per i ragazzi e tutto quanto. Poi abbiamo preso per la prima volta nel 2014 il nostro posto, che è questo, lo Still Biko Social Center, che adesso vedi che è tutto incasinato perché stiamo allargando. Nel compound è impossibile allargarsi nei lati o dietro, e siccome il cielo è ancora libero andiamo su. Qui si lavora per Africa Sarda Studio. Venite con me, vi mostro dove sorgerà. Una stanza nel ghetto è già stata predisposta per lo studio e i lavori sono già iniziati. La raccolta fondi servirà a finanziare l'acquisto della strumentazione necessaria alla messa in opera dello studio. Le donazioni ricevute serviranno inoltre a coprire i costi per la produzione del CD Africa Sarda e Isa Migus. Il disco, che abbiamo già iniziato a incidere a Natale a Bauleni, comprenderà canzoni in sardo, africano e italiano, cantate da me e dai ragazzi di Bauleni, e sarà uno dei regali che riceveranno le persone che vorranno aiutarci. La raccolta fondi su Music Raiser terminerà il 13 febbraio, ma noi non ci fermeremo. Le donazioni sono sempre aperte sul sito di In and Out of the Ghetto. C'è bisogno di tanto a Bauleni. Musica vuol dire condivisione, vuol dire empatia, vuol dire amore. Ecco perché ho pensato a una raccolta fondi, una famiglia, la nostra, quella che costruiremo insieme,
che permetterà la realizzazione non di un sogno egoisticamente a senso unico, ma di un sogno che potrebbe cambiare per sempre la vita di questi ragazzi e la nostra, perché ne saremo gli artefici. Abbiamo tanto da imparare da loro, dalle loro risate, dai loro sorrisi. Si me se le possibile d'angelo, si spirito invisibile piccabo, sas fome si fura boda e che Non ho mai scelto la strada più facile, non ho mai scelto la strada più comoda. Ho sempre rischiato e ho deciso di farlo ancora, questa volta con voi.